Torna a far discutere il caso delle piscine a Rovigo, ieri la notizia dell'approvazione al TAR del ricorso fatto dalla precedente gestione e quindi adesso in estrema sintesi si dovrà rifare la gara d'appalto e anche la valutazione delle offerte. Sentiamo cosa ne pensano i rodigini e se pesa la mancanza della piscina da quasi ormai un anno in città. Ma guardi, io non sono direttissimamente coinvolta perché la mia bambina non ci va, è una bambina piccola. Ho tante amiche che hanno dovuto cambiare rotta per poter far frequentare un corso ai bimbi quest'estate, tante amiche, io stessa ho dovuto ricorrere ad altre soluzioni per poter passare una giornata di divertimento, quindi sicuramente non è una buona notizia. E, non so quanto tempo potrà andare avanti ancora. Penso che sarebbe opportuno magari prendere degli altri provvedimenti se possibile e quindi cercare di accelerare. Io penso che dovevano pensarci prima, nel senso una volta che hai accettato di far partecipare due ditte al bando devi arrivare fino in fondo con le due ditte, o escludevi la ditta subito all'inizio a non farla partecipare al bando, ma una volta che lei è ammessa al bando la fai partecipare in fondo con tutti i diritti. È un disagio non avere una piscina a Rovigo, soprattutto se si hanno anche i bimbi piccoli, bisogna portarli lontano, di certo non è insomma, facile gestire tutto. Se ci fosse la piscina a Rovigo sarebbe molto più semplice tutto, sia per i bambini che per i grandi. Che è un serio problema per la città di Rovigo, con 50.000 abitanti e oltre, non avere un servizio come questo. Non sono uno sportivo sinceramente, però sento tanti amici che non hanno la possibilità di sfruttare le piscine. Mi sembra strano che non ci sia una presa di posizione anche da parte delle associazioni piuttosto che dell'amministrazione in maniera concreta per poter avere ancora questo servizio nella città. Un capoluogo di provincia senza piscina è un serio peccato. Sento tanti amici che si trasferiscono per passione anche lì a Sant'Urbano o in altre strutture. È sicuramente una mancanza non indifferente per la città.